Alzi la mano chi in montagna non ha mai consultato una mappa topografica della Tabacco. Da oltre 50 anni la casa editrice friulana produce cartine in scala 1/25.000, coprendo l'arco alpino del nord-est Italia e quindi tutte le Dolomiti. Mancava all'appello però la porzione di Prealpi tra Pian delle Femmine e il Monte Cesene, e per colmare la lacuna da qualche mese l'azienda sta lavorando ad una nuova carta che raccoglierà in un colpo solo tutto l'arco di Prealpi che va da Segusino al Fadalto, sia nel versante trevigiano che verso la Conca Bellunese. La casa editrice fu fondata ad Udine da Giuseppe Tabacco nel 1964, attuale proprietario tuttora in attività, ed oggi i cartografi utilizzano tecnologie all'avanguardia. Si lavorava su pellicole con metodo fotografico e nel tempo ci siamo evoluti, abbiamo un po' inseguito le tecnologie, siamo passati prima attraverso l'uso dei CAD e ora abbiamo ancora evoluto la nostra produzione passando attraverso i sistemi informativi territoriali e costruendo un database geografico che custodisce tutta l'informazione tabacco e dal quale riusciamo a produrre la nostra cartografia. Le cartine tabacco sono sinonimo di affidabilità nella rete sentieristica, tanto da essere state scelte dal Soccorso Alpino dell'Alto Adige. Esiste un'app che permette di consultare con uno smartphone l'intero catalogo delle mappe in formato digitale, con un occhio di riguardo alla sicurezza in montagna. E insieme alle mappe poi ovviamente si possono utilizzare i servizi di georeferenziazione, di registrazione delle tracce, di condivisione con i social network, per arrivare fino addirittura a un servizio di sicurezza per cui i nostri utenti possono essere localizzati in caso di incidenti, in caso di necessità, in caso di chiamata dei soccorsi. Tecnologia sì, ma attenzione, uno smartphone può sempre rompersi o rimanere con le pile scariche. La cara, vecchia cartina invece non si abbandona mai. La nostra applicazione si apre proprio con un ricordo e un ammonimento che una carta nello zaino probabilmente è sempre la cosa migliore, più sicura per poter camminare in sicurezza sulle nostre montagne.